Buine domenica, che l'amore, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostre cur e caresti. Il Vangelo è quello di Matteo. Allora Gesù de Galilea è capitato al Giordano per farsi battezzare di Giovanni. Ma Giovanni voleva impedirlo e diceva: o so io che hai bisogno di essere battezzare di te e tu invece tu vieni di me. Ma Gesù gli dice: lascia per come, perché è bene che facciamo dolce che è giusto. Allora l'ha accettato. Appena è entrato a Gesù è tornato a saltare fuori e vede che si è slambrato il cielo per giore di lui e ha veduto il Spirito di Dio a dismontare come una colombe e a venire sopra di lui. Beh, e è arrivato dal cielo una voce che diceva: quel chi è il mio figlio, il preferito, la che io imitude tutte la mia contentezza. Allora io vedo il Signore che si è incodato con i peccatori. Ecco la prima roba che ho vinto imparare dal Vangelo di Lui. Prima di giudicare le persone, provino a mettersi ai loro piedi, provino a vedere strade che hanno fatto, c'è educatori che hanno avuto, c'è genitori che hanno avuto, c'è storie che hanno avuto da Odissea. Ecco, c'è che nos insegna la prima roba, vuoi il Signore. E dato che erano i peccatori che levano a farsi battezzare di Giovanni, anche lui si fa sbattezzare. Ma Giovanni al proteste, lo so io che ho bisogno di essere battezzare di te. Perché protesti? Perché Giovanni qualche settimana fa lo vedeva con la manaria in mano, quintri i peccatori, s'abbrusaio d'occhi. Ecco, aveva che idea chi dal Messia. Immaginassi come che lo vio arrivare lì. Ecco, una bella occasione voi ho vinto in base al Vangelo, arrivò dell'idea di Dio che vinto, perché Giovanni aveva che idea chi di Dio. E invece lui, al presente, Cristo, un'altra idea di Dio, proprio te curso mut di fa. E lui ali entre teaghe, perché ha detto, ho vinto di faccia che è giusto, che lui di, ho vinto di capire e vivi il rapporto giusto con Dio, che è giusto. E si è slambrato per giore di lui il cielo. Se si è slambrato il cielo non si è vierto. Attenzione, perché se si viersa anche si può scerare. Se è slambrato non si può espluiscerà. È il cielo per giore di lui. Caliere si era, perché secondo gli ebrei Dio si era inrabbiato e anche secondo noi cristiani si era inrabbiato per via del peccato originale, non voleva sapere dai uomini. E invece come si viarsi di nuovo il cielo in tune forme che non si può più scerarlo. E l'amor di Dio in forma di colombe, pensa tu che il Dio che l'era scierato lassù si è voltato, tutto per io, verso di lui. E l'amor di Dio in forma di colombe che ven per giore di lui. Di modo che prima aveva il pari che voleva bene al figlio, il figlio che voleva bene al pari, lassù erano a far loro e non si impacciavano con la storia dai uomini. Come invece proprio la forma di Dio e cambia, come che lui è diventato ecco, aiul ben al Cristo e con Cristo al chiappe dentro il suo amore tutta l'umanità, di modo che non è più un Dio lontano il nostro, e neanche un Dio arrabbiato, ma un Dio che lo ben, tanto è vero che gli sperauli che si sentono dal cielo, che il chi è il mio figlio preferito, la che io imitude tutta la mia contentezza. Provate a pensare a questo Signore che non è più risentuto con l'umanità e che in Cristo dice: io come un genitore ho i vuoi bene ai miei figli, mi danno soddisfazione, non mi danno soddisfazione se restano sempre i miei figli, se non puoi vivere senza di loro e non sono più lontano di loro, alle un Dio talmente ridoglie che lo vinta al curno, il Signore. E tutta l'umanità è chiappata dentro da quel giro di amore che è tra il pari e il figlio, perché tal figlio non sul ben adduce no, pensa
Questo succede con l'incarnazione, il Nadal che viene celebrato, è evidente. Ecco, un Dio che non arriva a stare senza di noi, come che i genitori non arrivano a stare senza i figli. Un Dio che lo viene a portare di mano, no, lo viene a portare di cuore, perché il Spirito Santo a sta dentro dal nostro cuore. E allora come ho fatto in queste preghiere, proprio a quel Dio che si è rivelato in Cristo proprio mediante il suo battesimo, dal nome del Padre, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, tu ti sei mettuto in coda quei peccatori, in modo che anche loro sentissero la voce dal Padre che ti diceva a te e a loro: o sei i miei figli chiari, che senza di voi non arrivereste a vivi. Io di non sa capire il to e nestri pari, che lui chiappanus non con la paura dei chiastics, ma con la fedeltà del suo amore, che nessun peccato non arriva a distudare, neanche il più grande. E io di noi a chiattare Spirito Santo, che l'ha fatto il nit dentro dal nostri cuore e calcir di sclipì i nostri pensieri e i nostri sentimenti col suo amore, per cos'edin con te, figli dal Pari, davanti al mondo. Amen. Claro che il battesimo di Cristo non fa pensare ai nostri battesimi, ma se no nome no cristiani così sta sbattiati, così figli di Dio. No, sono tutti gli uomini figli di Dio. Noi abbiamo il vantaggio di saperlo, o abbiamo il vantaggio di conoscere un figlio di Dio che è un spettacolo, che è Cristo, dove che ha lasciato al spiegare per diventare sempre più c'è così. E c'è molto diventare. Col Vangelo di voi ho capito che prima di tutto noi siamo cristiani se abbiamo l'idea di Dio che ci ha dato Cristo, che è Dio. E attenzione, è Dio che sa me a Cristo, non Cristo a Dio. Di modo che siamo cristiani, il nostro Dio è Cristo in chiaro vuoto. E questa sua umanità ci fa vedere che la nostra umanità ha di camminare per diventare divina. Si capisce? Di modo che il Dio di Cristo è quel che non sul bene. La prima caratteristica del cristiano, lasciarsi vuole bene. E ti ha detto che non è facile lasciarsi vuole bene, perché è un rischio. Allora di diavoli armadori, diavoli difesi, allora di diventare vulnerabili. Ma il nostro Dio non sul bene e vonde, non fa satri. O dicevi che non è facile lasciarsi vuole bene, perché è entrata al giro dall'amore di Trinità interia, di umanità interia che è dentro la Trinità, come vi ho detto. Allora, lasciarsi vuole bene, in modo che ho imparato così a, come che succede a me, prima si è voluto bene dei genitori, se plan planchin ho entrato al giro dell'amore, perché la vita è a senso, è a spessore, è a colore, è a odore, è a profumo, dome con l'amore. Allora, questo è l'augurio che io faccio anche per annate nuove che ho entrato come di avere la forza di scoviarci la luce, di scoviarci il Spirito Santo dentro di noi. Prima di tutto, che la fatta il nita diceva la preghiera lì dentro di noi, scoviarcelo e contasso di Lui e farsi ispirare di Lui e vivi con Lui la quotidianità, perché così in fis di Dio, o sì c'è che il mondo al presviodi di Dio in te storie. Quindi domani e mandi.